Da 1 metro di neve in su, in alcune località ci sono oltre 2,5 metri di neve fresca e ancora viabilità in tilt e difficoltà a non finire. Cortina è isolata, stessa sorte per l'Alto Agordino e lo Zoldano, colpa di piante crollate e valanghe. Imponente quella caduta sulla strada che sale a Zoldo, con un fronte di 15 metri per 5 metri d'altezza, replicata poco dopo da un'altra colata che ha interessato la stessa strada. Disagi enormi, io per dirle sono appena andato a Longarone a prendere benzina per il gruppo elettrogeno per casa perché qui corrente non ce n'è, neve ce n'è tantissima. Siamo stati avvisati, però per forze dovute devo andare fino a Sesto, se ci riesco. Se ci riesco. È vera emergenza per l'assenza di energia che interessa molte località di tutto il versante nord, da Falcade a Sappada, con comuni completamente al buio. Ma questa volta a restare senza corrente ci sono anche i comuni del Feltrino occidentale, Arsiela, Mons, Sovramonte. Se non è un bollettino di guerra, poco ci manca. Bisognerà mettersi un po' il cuore in pace e rendersi conto che non sarà breve come è stata per noi la volta scorsa, cioè 2 giorni, ma la nostra gente dovrà cominciare a organizzarsi per almeno 4-5 giorni. Nemmeno i tecnici di Terna sanno quanto durerà il blackout. Vedete anche voi qual è la situazione al contorno, quindi è evidente che cosa può essere stato. La neve quindi? Diciamo che è una particolare tipologia di neve particolarmente pesante che rende estremamente vulnerabili i conduttori, per noi come per tutti gli altri operatori elettrici. Qualcuno ci ha detto che fino a lunedì non ci saranno risoluzioni. Su questo non ci esprimiamo. Stiamo lavorando. Strade chiuse, scuole chiuse. La decisione è stata presa già ieri ed interessa tutte le zone sommerse dalla neve, ma bisogna guardare avanti. Speriamo che passi questo inverno perché è un incubo. Quando finisce però bisognerà adottare sindaci e amministrazioni di quegli strumenti che servono per intervenire su questi problemi. Prossima primavera voglio sentir cantare le motoseghe.